Treviso, Gianni Martin. La squadra di casa, Aia Treviso in tenuta verde, il numero 3 Davide Barbarossa, il numero 9 Mattia Bassetto, il numero 14 Granetto, il numero 7 Nicola Cipriani, il numero 13 Sistema Madì, il numero 21 Michele Collavo, il numero 1 Alessandro Conte, il numero 5 Carlo Danieli, il numero 14 Federico Denardi, il numero 22 Massimiliano Dalla Mora, il numero 11 Simone Di Filippo, il numero 10 Carlo Francescato, il numero 19 Alex Urbuz, il numero 4 Jacopo Longato, il numero 6 Giuseppe Mansueto, il numero 12 Marco Leone Mondini, il numero 20 Davide Piscitelli, il numero 18 Giuseppe Prazzoli, il numero 15 Jacopo Spresian, il numero 16 Pietro Zanitte. In panchina per Treviso abbiamo il dirigente Alessio Schiavone, l'allenatore mister Alessandro Vettori, il vice allenatore Marco Zioli e il massaggiatore Nicola Borsato. Risponde Padova in divisa rossa con il numero 1 Matteo Stella, il numero 19 Francesco Rossini, il numero 3 Michael Caro, il numero 5 Matteo Santone, il numero 6 Alberto Fantini, il numero 7 Riccardo Arese, il numero 8 Alessandro Scalabrini, il numero 9 Alex Balan, il numero 15 Giacomo Terno, il numero 16 Matteo Danieli, il numero 11 Michele Piva, il numero 12 Giulio Locar, il numero 13 Enrico Magatoni, il numero 14 Giuseppe Defina, il numero 17 Luigi Sgubbi, il numero 18 Mattia Michelotto, il numero 20 Giulio Benettollo, il numero 10 Giovanni Scalera e il numero 2 Angelo Basie. Scusate amici di Padova se ho letti male, prossima volta scrivete da computer. In panchina per Padova Simone Marotto, dirigente responsabile, il segretario Pietro Mascariol, l'allenatore in seconda il signor Alessandro Bontan e il dirigente accompagnatore Andrea Schiera. La terna a cui ci siamo affidati per questa finale è composta dall'arbitro effettivo Amabile Daniel della sezione di Vicenza, coadiuvato dall'assistente numero 1 Zampese Alberto della sezione di Bassano del Grappa e dall'assistente numero 2 Francesca Crispo della sezione di Schio. Signore e signori, a tutti buon divertimento.
sulla nemica. Oh, dove vai? Dove vai? No, dove vai? Continua ad andare di Rai. Vogliamo questa vittoria!
Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. Ma ci sapete solo copiare, sapete solo copiare, sapete solo copiare, sapete solo copiare, siamo bene, dai ragazzi! Vicino alla squadra. Se la prende L'arbitro indica il dischetto, sarà calcio di rigore a favore della compagine trevigiana.
difesa padovana, palla portata in calcio d'angolo dal difensore padovano. Riprodurremo ora il suono dei massaggiatori in campo. Sì, sì, basta. Non posso più.
Guarda che noi lo organizziamo. Approfittiamo di questo fallo per ricordare che al piano terra c'è il bar fornito di ogni qualsiasi tipo di generi alimentari buoni e allettanti. Andate a trovare gli amici di Quinto che ringraziamo per aver ospitato il torneo. Grani prende lezioni di volo da Padova. Tempo arbitro! Piove, piovoso il tempo! Fa per noi, non fa per noi.
mani. Il direttore di gara assegna 2 minuti di recupero. Il numero 1 Matteo Stella, entra il numero 12 Giulio Locar. Esce sempre a Padova il numero 16 Matteo Danieli, entra il numero 4. Io non ho indistinta. Che io non ho indistinta, quindi non entra il numero 4 e non so chi sia. Treviso, cambio, esce il numero 9 Mattia Bassetto, entra il numero 15 Jacopo Spresiano. Dai ragazzi, noi ci crediamo! Inizia il secondo tempo di questa finale, ricordiamo Aia Treviso 2, Aia Padova 0.
di Padova che prova il gol con il numero 18, prova con il numero 18 Mattia Michelotto, la palla sfortunatamente altra sopra la traversa. Cambio per Treviso, esce il numero 7 5 grani, entra il numero 10 Francescato. Le gioie della vita, del parire e la spuma. Dai,
Ammonito il numero 5 di Treviso, Carlo Danieli. C'era tanta gente, vuoi vedere che c'è la mamma puttana, la sorella e poco pane. E ora migro, sorpresa e poco pane. Che te sei, era fuori? Non si vede bene, però là c'è una linea bianca e a 2 metri. Mattiuzzo, prima di dire qualcosa, arriva dove è arrivato lui, dopodiché puoi parlare. Arrivederci presidentessa. Ciao Elena. Oggi è tutto in cambio! Cambio nell'Aia Treviso, esce il numero 5 Carlo Danieli e il numero 18 Beppe Panzoli.
Esce 7. Cambio per il Padova, esce il numero 7, entra il numero 10. Esce anche il numero 15 ed entra per l'Aia Padova il numero 17. Andiamo da puntare. Cambio per l'Aia Treviso, esce il numero 19 Alex Urmuz, entra il numero 20 il di Vincodino Piscitelli. Oh, con calma della mora! Buttalo fuori! Rossini, cambia la maglia! Cambia la maglia! Scasso! Rossini, domani non vengo al volo!
Cambia Padova. 18. Cambio per Padova, esce il numero 18 Mattia Michelotto, entra il numero 14 Giuseppe De Fina. È stato anche un cambio per Treviso del quale non ho visto le maglie, quindi c'è stato il cambio e basta. Ma non da noi, vai sopra c'è la sala scherma, tanto non faccio tanto, il problema è che se balli sopra ci trema tutto. La presa sicura del portiere padovano evita un altro gol a Treviso. Non l'ho visto. Vede, andiamo a mangiare la pizza in strada.
4 Jacopo Longato, entra il numero 11 Simone Di Filippo. Disco, pizza in strana. Cazzo vai a Qua vicino ma che strana, barba più strana. Si mangia bene. Si mangia bene. Io ho mangiato bene. Padova 5 con 13. È stato un cambio per Padova, hai capito? Hai capito quello che hai detto? È stato un cambio del Padova, 5 con il 13. 5 13. Altro cambio per il Padova, esce il numero 5 Matteo Saronese, per noi è così, ed entra il numero 13 Enrico Marangò. Perché ora adesso mi mettere sono 8:30. Guido! cambia porta a casa. Perché tasse il polemico, non capivo, non parlare. Punizione del Padova, insidiosa, che però trova pronto il portiere trevigiano che blocca sicuro. L'arbitro amabile di Vicenza assegna un calcio di rigore alla formazione trevigiana. La traversa nega la voglia dei gol a Di Filippo. Vicina di Slatan.
avanti, prego le squadre